Vicepresidente Bolsonaro, lei è stato chiamato in causa più volte. Allora, cerchiamo di inquadrare anche il ruolo della Regione nel progetto di questo modello di sviluppo delle reti d'impresa e poi se vuole rispondere anche brevemente, ma giusto un accenno perché volevo poi lasciare 2 o 3 minuti al Ministro Brei per chiudere con delle riflessioni. So che il ministro deve scappare perché lo aspetta, quindi cercherò di essere molto veloce. Innanzitutto parto dal ringraziamento proprio per la generosità del ministro, è ormai la quarta volta che viene in regione, l'abbiamo incontrato più volte, c'è un confronto continuo, e poi ci siamo incontrati anche a Roma rispetto al progetto Expo e devo dire che per la prima volta ho trovato un ministro che si siede a un tavolo e rimane seduto al tavolo per 3 ore a discutere con gli assessori regionali. Devo dire che è una cosa che mi ha stupito, gliel'ho detto prima, molte volte le toccate e fughe, giustamente, per gli impegni, per le cose sono molto veloci. Un ministro che si siede, che si mette a discutere dei problemi realmente, io fino adesso non l'avevo ancora trovato. Quindi grazie, signor ministro, per questo. Ma grazie anche al padrone di casa, che scusami Giovanni, che ci ospita oggi alla Camera di Commercio. Abbiamo voluto fare qui questo incontro perché ci sembrava significativo essere qui a Udine, un territorio che parte dalla montagna, arriva al mare, all'interno le colline, la parte dell'agroalimentare e ci sembrava giusto farlo qui questo, senza nulla togliere al Pordenonese dove io vengo, dove sono orgoglioso assolutamente di fare alcuni ragionamenti e faremo nel futuro perché troppo spesso è stato trascurato rispetto ad alcuni percorsi di tipo turistico e a Gorizia e a Trieste dove le peculiarità sono di altro tipo. Questo ci sembrava baricentrico rispetto ai ragionamenti, proprio per uscire anche da alcune logiche, sarebbe stato facile per me organizzarlo a Pordenone, ecco, ma mi pareva molto sciocco. Eh, Abbiamo voluto farlo con un taglio tecnico, come avete visto, non con un taglio politico. Abbiamo voluto fare un incontro legato alle reti d'impresa, perché oggi parliamo troppe volte a sproposito rispetto a consorzi, rispetto a metodi, e trascuriamo questo che è uno straordinario veicolo per quello che può essere il turismo nei prossimi anni. Io penso che solo leggendo quattro cose, solo ascoltando quello che è appena è stato detto, si capisca da solo che la formula della rete impresa supera, cioè porta oltre e ci fa fare ragionamenti di tipo completamente diverso, ci fa uscire dai personalismi, ci fa uscire da quel piccolo cabotaggio che è normale, perché ognuno di noi lo farebbe nelle attuali modalità che abbiamo nei nostri singoli territori. Rete imprese significa una cosa molto diversa, si può applicare nel piccolo ma si può applicare nel grande, quindi si può portare veramente a livello di progetto complessivo, mentre il singolo consorzio ha dei progetti micro che rimangono all'interno di quel territorio, che sono sicuramente validi, ma la rete impresa può arrivare fino a un macro e quindi a un progetto complessivo che riguarda tutto il territorio, un territorio che peraltro è molto piccolo. Noi, signor Ministro, giusto per darle due dati, abbiamo una regione che è al 17° posto come numero di presenze in Italia, ma se legata al numero di abitanti è al 7° posto, sale al 7° posto, il rapporto presenze e numero di abitanti. E su questo è il dato da cui dobbiamo partire. È una regione dove per 2/3 c'è la presenza legata al balneare e nell'altro terzo ci sta tutto, dalla montagna, dai cinque poli sciistici che abbiamo, alle città, alle zone collinari, a Trieste che è una cosa a sé, dove c'è un segmento che noi non abbiamo ancora esplorato completamente, che è quel turismo legato alla scienza, che è un turismo assolutamente importante, che dobbiamo anche su quello dobbiamo fare alcuni ragionamenti importanti, e poi abbiamo quattro siti UNESCO, Aquileia Romana, Cividale, le Dolomiti dell'Alta Provincia Pordenonese e i Paludi di Livenza, che penso in sala pochissimi sappiano neanche cosa siano, ma è un sito UNESCO molto importante e assolutamente non valorizzato da questa regione. E più uno in corso di valutazione che è Palmanova, questa straordinaria città che abbiamo qui in regione. Eh, Oggi fare ragionamenti
sulle reti di impresa significa proprio approcciare in modo completamente diverso quello che è il tema del turismo in questa regione. Io penso che noi dobbiamo con forza puntare su questo strumento. Come penso che dobbiamo cambiare alcuni ragionamenti rispetto alla promozione. Il web è sicuramente uno degli strumenti veri, solo che oggi come è utilizzato è in molti casi uno strumento che diventa autoreferenziale, cioè l'utilizzo del web da parte di molti imprenditori e da parte anche di molte istituzioni è assolutamente autoreferenziale. Prima l'affermazione in cui si dice che, me la sono scritta, la rete ha le maggiori opportunità in quello che chiede e non in quello che offre, è esattamente questa l'essenza del ragionamento sul web. Noi non siamo in grado, no? Se un ministro prima ha parlato di Bulgari, ha parlato di questa realtà e appunto ha fatto questa affermazione, io penso che sia esattamente il nostro futuro. Oggi parlare di contratti di rete in questa regione significa offrire alcune opportunità. Ne metto tre: fiscalità di vantaggio, accesso al credito semplificato e meno oneroso, maggiore flessibilità sul campo del lavoro. E qui apriremo un capitolo che ci porterebbe lontani, però lo affidiamo comunque all'agenda. E le possibilità di intervento che abbiamo identificato sono quelle di una piattaforma comune per l'acquisto di beni e servizi, creazione di servizi e prodotti turistici integrati, dai trasporti, alle biglietterie, noleggi, insomma tutta la parte tecnica. Io adesso sto andando un attimo sul tecnico. Pianificazione di progetti promozionali, come dicevo prima, molto estesi, quindi macro progetti promozionali e legati a dei micro poi a livello più basso. Creazione e gestione di marchi collettivi si possono sicuramente fare, non preoccupatevi, non creiamo un altro marchio ulteriore per il turismo del Friuli Venezia Giulia, perché sì, ne abbiamo abbastanza, eccetera, eccetera. E vendita, soprattutto la vendita comune di prodotti sul mercato, sia sul mercato B2B sia su quello B2C. Noi vorremmo far sì che il contratto di rete si sviluppi in Friuli Venezia Giulia per raggiungere questi obiettivi. Uno, un aumento della capacità competitiva complessiva, e questo mi pare evidente da quello che abbiamo sentito prima, da quello che abbiamo visto. Far crescere l'innovazione e lo sviluppo delle nostre risorse umane, che è l'altro passaggio che ancora non sottolineiamo a sufficienza, quello della capacità di avere una crescita reale di quelle che sono le nostre risorse umane, una maggiore efficienza e una maggiore flessibilità operativa delle nostre imprese, dando stabilità ai fatturati, perché se non dai stabilità ai fatturati non riesci a fare pianificazione, quindi non riesci a fare dei ragionamenti che vadano un attimo più in là. Un'integrazione di filiera turistica, quindi verticale, sia una integrazione di filiera orizzontale, che significa con altre filiere produttive, quindi parliamo sia della parte industriale che della parte agroalimentare e tutti gli altri passaggi legati al mondo produttivo. Questo è un altro passaggio che diventa assolutamente essenziale. Possiamo far crescere nuovi turismi, perché grazie alla rete di impresa possiamo pensare di fare delle micro operazioni che poi possono man mano, se reggono dal punto di vista economico, espandersi, e possiamo poi affrontare questo, la vera sfida, nuovi mercati. Noi sappiamo benissimo che per il nostro turismo rimangono fermi i due mercati storici, quello austriaco e quello tedesco, che c'è questo terzo mercato che sta crescendo con forza, che è quello russo, ormai sono i terzi insieme alla Cechia come mercati presenti in questa regione. Possiamo però con questo ragionamento affrontare nuovi mercati. In più dovrà, ma questa è chiaramente così solo una declinazione generale, ci sarà evidentemente un aumento di fatturato e di spesa turistica, per cui un ragionamento che per questa nostra regione, che vive di una propria autonomia, nel senso che va a prendersi le risorse dai gettito dell'IVA e quant'altro, è evidente che per noi diventa fondamentale anche questo tipo di passaggio.
Come fare velocemente? La prima cosa, noi non abbiamo una conoscenza adeguata di questo strumento nelle nostre imprese. Da qui il perché di questo convegno, che grazie alla presenza del signor Ministro ci darà un po' di risonanza e ci darà la possibilità quindi di avere anche in questa regione una maggiore attenzione. L'avessimo fatto noi avremmo avuto sicuramente una buona attenzione, ma non così forte. La seconda è fornire una serie di incentivi, Regione e Camera di Commercio su questo stanno ragionando per avviare queste reti d'impresa, e la terza quella di cercare di far evolvere la legislazione di vantaggio. Questo è l'altro tema importantissimo, soprattutto con il riferimento all'area del credito bancario e del lavoro. In questo senso dovremo fare dei ragionamenti sul contratto di lavoro, soprattutto quello di secondo livello, che si collochi fra quello aziendale e quello territoriale, che ci permette di rendere competitivo il sistema nostro, perché questo è l'altro dato che, come sempre, costo del lavoro da una parte, sempre lì torniamo. Mi fa segno che devo chiudere perché siamo ministro e vabbè, tanto noi avremo altre occasioni di ritrovarci e di ridiscutere ulteriormente. Grazie.